Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre ogni mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. A proposito ricordatevi, lo vedete in sovraimpressione, il numero per telefonare, intervenire in diretta, commentare, fare domande ai nostri ospiti che vi presento tra pochissimo. 0422162698. Saluto e ringrazio Rossana Careddu della Nidil Treviso. Buongiorno, ben trovata Rossana. Grazie. E Luigi Tasinato, segretario generale della Nidil Treviso. Buongiorno. Buongiorno Luigi. Allora, intanto ricordiamo i nostri ospiti, parliamo di lavoro somministrato, atipico, adesso spieghiamo un po' tutto, che cosa intendete, di che cosa vi occupate. Ricordiamo cos'è Nidil. Nidil è una categoria che è nata 20 anni fa e 20 anni fa era nuova, si chiama Nidil, significa nuove identità di lavoro. Ormai nuove non lo sono più perché hanno compiuto 20 anni, però cambiano in continuazione. Ma manteniamo il nome storico perché appunto si occupa di tutte quelle cose, chiamiamole così, quei contratti di lavoro che contratti non sono, quelle tipologie di lavoro che nascono, muoiono e siccome ne nascono sempre di nuove, manteniamo questo nome Nidil, nuove identità di lavoro e ce le studiamo, andiamo a vederle, cerchiamo di capire come si sviluppano e cerchiamo di rappresentarle sempre nell'ambito di quello che è la nostra missione, quella di difendere i diritti dei lavoratori e quindi cercare di portare a casa dei risultati. Stavamo ragionando prima di iniziare se c'è qualcosa in questa manovra che si sta definendo, che stiamo capendo, che assume ormai contorni quasi definitivi, però su questo poco. Allora, sulla manovra, a parte che manovra di governo. Al momento ci sono solo come documenti con titoli, nel senso che poi nel merito bisogna sempre andare a vedere poi cosa ne esce dal Parlamento, perché il Parlamento è quello che poi approva la manovra. Però al netto di questo c'è una dicitura generica sulla questione di taglio del cuneo fiscale con numeri neanche tanto alti, nel senso che sì. Mi pare che i miliardi siano pochi, meno di 3 comunque. Divisi per il numero di lavoratori che ci sono in questo paese diventa. Poi capire fino a dove arriva questo taglio, cosa riguarderà e dove andrà a finire è complicato. Se si parla di lavoro dipendente, per quello che riguarda una parte del nostro lavoro, che è il lavoro somministrato, del quale magari parliamo fra un po', riguarderà anche sicuramente anche i lavoratori che rappresentiamo noi, perché il lavoro somministrato è comunque un lavoro dipendente, soggetto quindi alle regole del lavoro subordinato dipendente normale. Cioè, cosa intendiamo Luigi? Il fatto che anche tempi determinati? No. Sì. Quello. Ecco, quindi anche loro avranno una restituzione. Il cuneo fiscale, così, di soldini. cos'è il cuneo fiscale? È tutta quella parte di costo del lavoro che non va in tasca al lavoratore, che non va in tasca al lavoratore, ma che l'imprenditore paga. Esatto. È formato sostanzialmente da 3-4 cose. La prima, la più consistente, è quella dei contributi, e cioè si va a versare i contributi per la pensione, cioè per ogni ora lavorata un datore di lavoro per un lavoratore dipendente versa una certa somma, che sono all'incirca il 34% del valore di quest'ora, lo versa all'INPS. Di questo 34, un 10 circa, 9,19 o 49 a seconda, viene posto a carico del lavoratore, l'altro restante è a carico del datore di lavoro. Poi su quello che resta al netto di questo 30% si paga le tasse, l'IRPEF. E lì l'IRPEF è progressiva, nel senso che fino a un certo reddito non si paga nulla, fino a 8.000 euro circa, da 8.000 a 15.000 si paga il 23% e via su andare, si paga di più per i redditi più alti. Poi ci sono altre tasse che sono a carico dell'impresa, che sono l'IRES, l'IRAP, cioè tutta una serie di altre cose che vanno a costruire, diciamo così, questa differenza fra il lordo che paga l'imprenditore, cioè il costo di un'ora di lavoro dell'imprenditore, e il netto che arriva in tasca al lavoratore. Questo è e di queste voci fiscale. Di fatto si va ad agire eventualmente sull'IRPEF. Su queste voci il governo dice proviamo ad abbassare questo cuneo. La prima domanda che ci facciamo è: ok, se lo abbassiamo all'impresa e quindi facciamo risparmiare l'impresa, o
aumentiamo lo stipendio netto del lavoratore. Questo qui non è chiaro. Infatti. Quindi, Però vabbè, sappiamo che da metà anno dell'anno prossimo, con questo intervento che pesa in teoria 2,7 miliardi, poi ovviamente si capirà la riduzione del cuneo fiscale quanto è, dovranno arrivare in tasca 40 euro al mese in più da giugno in poi. Questo si dice, non è scritto. Allora, se è così vuol dire che si agisce su quella parte che si chiama IRPEF, le tasse, e a vantaggio del lavoratore. e in teoria andrebbe a vantaggio del lavoratore. Se però domani mattina qualcuno dice ma preferiamo abbassare i contributi, fiscalizzare una parte dei contributi, in quel caso lì il vantaggio va all'impresa. Nel senso che se io dico all'impresa, tu anziché pagare il 34, per alcuni te paghi il 30, cioè paghi un 4% in meno, lì il lavoratore non se ne accorge lui, se ne accorge l'impresa che spende un 4% in meno sul costo del lavoro. A meno che non gli dia l'aumento. Questo è quello che sta chiedendo Confindustria, per capirci, fra le righe, molto sommessamente, ma quando loro indicano abbassare il cuneo fiscale, non dicono di aumentare il netto del lavoratore, dicono, perché sennò l'impresa ha lo stesso identico costo di prima, loro tendono a rappresentare il loro, che dicono il lavoro deve costare meno, non aumentare il netto lordo, ma deve costare meno. Se deve costare meno, per me il mio netto rimane uguale, lavoratore, l'impresa spende meno. Che per carità, dentro un quadro di competitività, di politica, ci sta, nel senso che poi meno costa il lavoro, più si è competitivi, più si creano posti di lavoro. Però bisogna stare attenti a quello che si dice, insomma, ecco, io quindi se prima che non lo vedo scritto sta roba non sono in grado di parlarne. Però è vero che in tempi passati degli 80 euro di Renzi, eccetera, eccetera, parlare di 40 oggi al mese, da metà anno, cioè, lì forse lo sforzo doveva essere maggiore, no? Però è anche vero che le risorse sono quelle. Intanto stiamo parlando. Certo, finché non leggiamo... Poi anche il meccanismo degli 80 euro è un meccanismo che, per carità, dà sempre soldi in tasca ai lavoratori, ma ha delle storture che io mi sento per esempio, se io parto dal presupposto di alcuni lavoratori che rappresento io, che guadagnano meno di 8.000 euro all'anno, gli 80 euro non li vedono. Perché? Perché sono sconti sulle tasse, siccome io ho meno di 8.000 euro, tasse non ne pago, non posso avere lo sconto. Il risultato di questa cosa è che chi guadagna di più prende gli 80 euro, chi guadagna di meno non prende niente. Era una delle storture, infatti, una delle assurdità. Un'altra delle storture è che se io ho una famiglia monoreddito, un lavoratore che prende 30.000 euro lordi all'anno e ha 3 figli da mantenere, non prende il bonus Renzi, perché supera i 26 non lo prende. Se io invece sono 2 persone che lavorano, marito e moglie che lavorano, e tutte e 2 prendono 24.000 euro, cioè 48.000 euro all'anno, lo prendono 2 volte. Certo. C'è qualcosa che non... Anche in quello che non è pienamente corretto, certo. Sarà meglio forse aiutare quello che lavora da solo e ha 3 figli anche se supera i 26, piuttosto che... Quindi non lo so, insomma, ecco, dentro ci vorrebbe una revisione, come diciamo noi, totale del sistema della tassazione dell'IRPEF, andando a mettere a posto un po' di cose, mantenendo quel criterio costituzionale sul quale io sono d'accordo, della progressività. Ma qui vogliono agire invece pare sulle aliquote, ma certo poi in un secondo momento, non certo con la prima finanziaria, poi chissà cosa succederà l'anno prossimo, insomma abbiamo visto che può accadere di tutto. Allora, vi ricordo 0422 1626 798 e Luigi Rossana, adesso noi parliamo appunto del lavoro atipico, eccetera, eccetera, però prima di cominciare avevamo detto che c'è quasi un collegamento con il decreto dignità. Certo. Nell'analisi che volete fare, perché su cosa? Il decreto dignità, intanto diciamo cos'è il decreto dignità perché noi lo diamo per scontato, ma certo, probabilmente non. Il decreto dignità non è altro che un decreto legge che è uscito nel 2018 che di fatto ha messo un po' di ordine, però non è detto che il risultato sia buono, sulla questione dei contratti a termine. Di fatto il principio è encomiabile. L'intento era quello di incentivare il tempo indeterminato, non la trasformazione. Un lavoratore non può stare a tempo determinato per più di 12 mesi, salvo casi particolari che sono poi normati dal decreto legge. Ora, detta così sembra bellissima. I problemi sono 2. Il primo, fondamentale, è che la cosa sta in capo al lavoratore e non all'impresa.
Quindi un'impresa può tenere un posto di lavoro a tempo determinato e ogni 12 mesi cambia il lavoratore. Già questo c'è qualcosa che non quadra, nel senso che se si diceva per esempio che l'impresa non può tenere a tempo determinato una posizione di lavoro, era molto diverso, anche se so che questo sarebbe stato dirompente per l'economia, per l'organizzazione. Però ponendolo in capo al lavoratore, in teoria un'azienda potrebbe dire, siccome ho 5 lavoratori in fila che aspettano, li faccio lavorare un anno uno, un anno l'altro e mi risolvo il problema lo stesso, specialmente sulle basse professionalità. L'altra cosa che in qualche modo è complicata è che di fatto non ha distinto le tipologie di lavoro e quindi è successo che per alcune professionalità elevate le imprese hanno detto siccome questo non è che lo trovo domani in altro che sa fare il lavoro, lo hanno assunto a tempo indeterminato immediatamente e quindi una buona fetta, un 30% delle figure che prima erano a tempo determinato perché all'impresa faceva comodo perché poteva, piuttosto che perderla dopo un anno hanno preferito assumerla a tempo indeterminato direttamente. Poi un'altra quota di professionalità medie è stata, come dire, stabilizzata attraverso la rete delle agenzie per il lavoro, quindi col lavoro somministrato. Del quale parliamo oggi. Facendo di fatto una cosa legalissima, ma eludendo un po' la legge, nel senso che cosa è successo? Siccome il decreto d'indennità riguarda i tempi determinati, se io assumo come agenzia un lavoratore a tempo indeterminato, la legge non si applica più. Poi nessuno mi vieta di mandarlo in missione a tempo determinato, una volta qua, una volta là, una volta dall'altra parte, o anche dallo stesso, perché a quel punto non scattano più i 12 mesi, perché se io l'ho assunto a tempo indeterminato la legge non si applica però, più. Vabbè, ho capito, sono stato assunto dall'agenzia di lavoro interinale, quindi comunque lo stipendio ce l'ho. E non sempre, dopo diremo, nel senso che io vado a lavorare a tempo determinato. Cioè quindi in qualche maniera sono riusciti ad aggirare il decreto di dignità, possiamo dire così? Legalmente è perché certo, poi certo. non sto dicendo che ne hanno fatto nulla di illegale, sennò poi se la prendono con No, me. è chiaro. Però se io assumo a tempo indeterminato un lavoratore come datore di lavoro ho l'obbligo di farlo lavorare. Se io lo assumo come agenzia, che è un terzo soggetto, di cui dopo parliamo, non è che ho sempre l'obbligo di farlo lavorare. Allora, questo è un nodo importantissimo. C'è la pubblicità, ricominciamo da qui perché è molto curioso, con Luigi Tasinato e Rossana Careddu, a tra pochissimo. 5. Ore 13, torniamo in diretta. Rossana, con te cosa diciamo oggi? Legato a questo tema e poi appunto vediamo la curiosità che ci ha detto Luigi Tasinato prima della pubblicità. Una cosa fondamentale che molti lavoratori somministrati non conoscono è il fatto che il contratto della somministrazione prevede del welfare, della bilateralità apposta per i lavoratori somministrati. Allora, il lavoratore somministrato è un lavoratore che si trova ad avere un datore di lavoro che è l'agenzia, però di fatto svolge la propria mansione lavorativa all'interno di un'azienda, che è detta utilizzatore, è una brutta parola però si chiama così. Nel momento in cui un soggetto lavora all'interno dell'utilizzatore, quindi della fabbrica, dell'azienda, non ha il welfare del lavoratore diretto. Cioè, se io sono un somministrato e lavoro in una fabbrica di metalmeccanica, non ho il welfare del lavoratore diretto assunto dall'azienda. Certo. Quello che non sanno molte persone che sono in somministrazione è che loro, in quanto somministrati, hanno un welfare loro, previsto dal contratto collettivo nazionale dei somministrati, perché altra cosa da specificare è questa. I lavoratori somministrati hanno un loro contratto nazionale di riferimento, okay, su alcuni istituti. Per quanto riguarda il trattamento economico, c'è la regola generale secondo la quale il lavoratore somministrato deve avere lo stesso trattamento economico rispetto al lavoratore diretto. Dell'azienda in cui va a lavorare, Esatto. ho capito? Sì. Cioè il diretto e il Però tu dici non ha lo stesso riconoscimento di welfare che ha il dipendente di quell'azienda lì, se io sono al fianco del quale lavora. Esatto, cioè se io sono somministrato, per capirci, con il metalmeccanico, non Però posso... ha tutto un suo sistema, del quale ci parlerai sì, tra poco. sì. Allora, sentiamo al telefono chi c'è. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Sono Vito, chiamo dal comune di Follina. Grazie Vito, E buongiorno. volevo dire per il lavoro a tempo determinato.
A me nel giro di 3 anni è successo 2 volte che sono arrivato al termine dei contratti, a termine praticamente. Nel primo caso 3 anni e mezzo perché la legge era diversa anni fa. Ultimamente 2 anni e mezzo e al posto di assumermi mi hanno lasciato a casa. Allora, questa legge, secondo lei, a me andrebbe benissimo anche lavorare a tempo determinato, ma come mai mi lasciano a casa quando hanno concluso al posto di assumermi a tempo fisso, hai capito? È questo il problema che io non capisco. E poi aveva comunque anche ragione la signora che parlava in questo momento, mi è capitato, non so se posso fare il nome dell'azienda. Meglio di no, perché dopo dobbiamo, ne rispondiamo, perfetto. dobbiamo dissociarci, più che altro perché ovviamente non possono intervenire per replicare in questo Però momento. anche il discorso welfare ai lavoratori fissi hanno dato il premio produzione. A me che ero un interinale, dopo 3 anni e mezzo che lavoravo sull'azienda, non mi hanno dato niente comunque. Questo Grazie. è normale, eh? No, Dipende. questo dipende. Va bene, allora, chiaro le 2 domande? Sì, Grazie Vito, buona giornata. Resti lì ad ascoltare cosa dicono adesso Luigi e Rossana. Prego. Allora, ci vorrebbe qualche elemento in più, però qui è complicato. Certo. Però proviamo a capire, provo a interpretare quel che è successo all'ascoltatore. Allora, la legge, prima del decreto dignità, diceva che il contratto a termine presso la stessa azienda, direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, senza l'intermediazione dell'agenzia, poteva durare al massimo 36 mesi. Dopodiché o veniva interrotto o si trasformava a tempo indeterminato. Con l'agenzia invece, prima non si applicava questa norma. Paradossalmente, con l'agenzia uno poteva restare a termine per tutta la Tutta vita. la vita. Ok? Il decreto dignità è intervenuto dal 1° di novembre dell'anno scorso, del 2018. I contratti in corso in quel momento, a termine, sia che fossero diretti che fossero con l'agenzia, potevano arrivare fino a un massimo di 12 mesi. Quindi se uno aveva un contratto, per capirci, che era iniziato a maggio dell'anno scorso, al massimo poteva finire ad aprile di quest'anno. Se uno invece aveva un contratto che era iniziato a ottobre, poteva arrivare fino a adesso. Però l'anno ormai è scaduto per tutti. Quindi probabilmente è molto probabile che il signore in questione avesse il contratto a termine, gli hanno fatto fare fino al massimo possibile dalla data di entrata in vigore della legge, e adesso avevano un'unica possibilità: o lo assumevano a tempo indeterminato, sia l'agenzia o direttamente l'utilizzatore, oppure no. L'unico dubbio che mi viene, questo signore ha detto che chiamava dal comune, ma non lavorava per il comune, vero? Perché se lavorava per la pubblica amministrazione invece queste norme non si applicano. No, mi ha chiamato un'azienda, Chiamava Follina, dal comune, ma non... ha detto. Esatto. Ecco. Quindi purtroppo lui è una delle vittime, fra virgolette, di questa norma, che doveva essere, giusto per rispondere, secondo il mio punto di vista, non doveva porre in capo al lavoratore il problema dei 12 mesi, lasciando la libertà all'impresa di assumere un altro al suo posto. Doveva porlo all'impresa e doveva dire: tu impresa, se mi dichiari che questa mansione è a tempo determinato, la puoi tenere questa mansione per un anno, dopodiché o non fai più quella mansione oppure la sposti a tempo indeterminato. Così avrebbe avuto un ragionamento. Sentiamo Purtroppo e poi non la è andata seconda così. parte che mi interessava, perché non ha preso il premio di produzione lui, a differenza degli altri dipendenti diretti. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno. Niente, io ho lavorato 40 anni, 39 anni e mezzo in un'azienda il quale è fallita. Dopo ho fatto 6 mesi di altri tipi di lavori sull'agricoltura e altri 10 mesi con un'altra azienda. Sono arrivato a 41 e 2 mesi. Sì. Ok? E posso andare in pensione con la legge 41 o no? Poi ho fatto qualche settimana di vendemmia sempre nell'ambito dell'agricoltura e poi adesso attualmente sono disoccupato, sono iscritto alle varie agenzie. Posso accedere alla Cioè legge lei ha 41 fatto o no? 39 anni e mezzo in un'azienda da dipendente, giusto?
Da dipendente, ok. a tempo indeterminato. Poi purtroppo questa azienda è fallita e il restante fino ad arrivare a 42 anni di contributi, no? Ha detto? Sì, Lo ha fatto con tempi determinati esatto. in agricoltura. Luigi? Aspetti un attimo, perché allora, intanto non esiste una legge sui 41, se ne parla ma non esiste. Ad oggi esistono 3 possibilità per andare in pensione: la pensione di vecchiaia, che è a 67 anni, qualunque sia il numero dei contributi, la pensione di anzianità anticipata, adesso si chiama, che è con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra, quindi 43 un mese, per capirci, e 42 un mese. Oppure esistono le opzioni tipo quota 100, APE, che però sono collegate a determinati requisiti complicati da... Quota 41 è una delle cose che era Quota stata 41, sbandierata ma non c'è. non fatta, diciamo. Poi fino lei, adesso. però la sua situazione mi pare, nel senso che lei mi dice che ha 39 anni di contributi versati, più un altro anno abbondante di contributi, fa 40. Poi lei, se è stato coinvolto in un fallimento, avrebbe dovuto avere la NASPI. Quindi lei ha anche 2 anni di NASPI che fanno 42, quindi io al suo posto andrei presso un patronato, il patronato Inca della CGIL, e mi farei far verificare bene l'estratto conto contributivo e vedere, perché lì le dicono quando andare in pensione, quanto le manca, perché secondo me se quello che mi ha detto è così, a lei non manca molto per arrivare all'anticipata. Poi dipende anche molto da che età, nel senso che non avendo certo 59 anni. Ecco, quindi non è vicino ai 67. Ecco, io andrei al patronato a far controllare, perché quei numeri che ha detto secondo me non è distante. Ha fatto un controllo, una previsione? Però ho fatto il controllo. Nel frattempo però, quando ho fatto anche i 3 anni di mobilità, che decisamente con quelli sono arrivato ai 39, ai 40, ecco. ai Quindi 40 non ha anni lavorato di 39, ha lavorato 36 più i 3 anni di mobilità. Chiaro. Ecco, allora, i 3 anni di mobilità. Al momento non esistono situazioni che la possono aiutare con l'età che ha. Nell'immediato. Perché tutto quello che c'è va oltre i 60 anni, sia l'APE che la quota 100 vanno a 62, 63 anni, quindi almeno, al momento ho paura che deve trovarsi ancora qualche lavoro. E poi per la quota 100 butta male, diciamo, in futuro, questo l'abbiamo un po' capito, però insomma vedremo. Però Grazie. è meglio che parli bene con i nostri patronati. Esatto, grazie, buona giornata. Dunque, volevo capire... sul premio di risultato. Esatto, perché se io che sono assunto dall'agenzia interinale vado a lavorare per quell'azienda lì, non prendo il premio, o non l'ho preso come ci raccontava Vito, a differenza dei dipendenti diretti di quell'azienda lì. È normale? No, allora, in linea generale no, nel senso che il premio di risultato rientra all'interno del macro insieme di cui parlavo prima, della parità di trattamento retributivo. Cioè io sono somministrato, lavoro tutto l'anno dentro l'azienda, devo avere lo stesso diritto di accesso al premio di risultato rispetto a quello diretto. Quindi non avendo accesso al premio di risultato, di fatto io somministrato sono stato discriminato, sono in una posizione di inferiorità rispetto al diretto, cosa che è completamente contraria alla norma generale che si applica in questi tipi di rapporti di lavoro. Cioè l'eccezione dove sta? Sta nel modo in cui la previsione del premio di risultato è stato scritto. Cioè molti premi di risultato prevedevano, ad esempio, che i premi di risultato venissero assegnati a tutti i lavoratori in forze dal 1° di gennaio. Cosa succedeva? Che i somministrati, in linea generale, è sempre stato così, lavorano dal 7 di gennaio al 22 dicembre. Quindi tutti i somministrati non sono in forza il 1° gennaio, in forza il 1° gennaio c'è solo il lavoratore diretto e quindi il lavoratore somministrato non aveva diritto al premio di risultato. Ho capito. Quindi, questa potrebbe essere una chiave di lettura. in linea Scusa, di dove è scritto questo? Cioè nei contratti aziendali che avranno luogo. Sì, cioè, quindi adesso Quindi questo anche nel problema... contratto che Vito avrà firmato tramite l'agenzia... No.
contratto aziendale è quello che viene quello che con i dipendenti all'interno diretti. dell'azienda, stabilisce il welfare, i premi di risultato e tutte queste cose. Quindi io dipendente diretto ho firmato quel contratto in cui ci sta scritto che dal 1° gennaio, diciamo, i lavoratori in forze dal 1° gennaio può ottenere dei premi di risultato. Di accedere al premio. Diritto di accedere. Adesso succede molto meno questa cosa qua perché si applica di più, in maniera più stringente, essendo molti di più somministrati nelle aziende o comunque dove il tasso dei somministrati è molto alto, c'è molta più attenzione rispetto a questi tipi di dipendenti, passatemi la modalità. Tu dici che adesso li curano un po' di più? Sì, c'è un'attenzione più particolare. Quindi anche i premi di più... produzione sì. eventualmente. Questo è un buon. Solo una precisazione. Però Poi andiamo in pubblicità. Vorrei dire a questo signore però che se non sono passati più di 5 anni da quando, perché vige la prescrizione purtroppo, se questa cosa non è successa più di 5 anni fa, che ci contatti, perché possiamo dare un'occhiata e capire se è possibile ancora andare a recupero, senza creare illusioni o aspettative, perché bisogna verificare proprio tutto quello che diceva Rossana adesso. Però insomma, io un'occhiata alle buste paga, alle cose, ai contratti la darei. Allora Vito, se ci sta ancora seguendo, mi raccomando, questa verifica la faccia, perché potrebbe appunto accedere anche adesso recuperando quei premi di produzione che hanno dato da altri e non a lei. Ci fermiamo, pochi istanti, ricominciamo da qui. Dunque, ore 13, torniamo in diretta, vi ricordo ancora il numero di telefono 04221626 parliamo di lavoro. C'era questa espressione che mi dicevate prima e che mi dovete spiegare, perché no, se lo capisco io lo capiscono tutti, Luigi. Staff leasing, che cos'è, cosa intendete, allora, e perché dobbiamo parlarne? Staff leasing in questa... è un termine inglese che significa lavoro in affitto. Ora, per capire che significato la legge dà a questa cosa bisogna fare un po' il punto della situazione. Il lavoro somministrato non è altro che un qualcosa che si compra e si vende. In pratica l'agenzia per il lavoro è un soggetto che compra ore di lavoro dal lavoratore e le rivende all'utilizzatore guadagnandoci sopra. Quindi il lavoro è, come dire, una merce. Okay? Queste ore... Intanto, per fare un'agenzia non è che domani mattina Tasinato si inventa e apre un'agenzia, ci sono delle regole ben precise, perché commerciare in lavoro, diciamo così, è una cosa, non è come commerciare in frutta, in verdura o in altre cose. Il lavoro è un qualcosa di particolare. Cioè, c'è anche la competenza, diciamo. Pensate solo se si potesse vendere il lavoro a minor costo, pagando meno il lavoratore, magari non applicando i contratti, ci sarebbe una concorrenza sleale e spietata rispetto alle imprese. Quindi la legge dice che un'agenzia ha delle regole da seguire. La più importante fra tutte, la diceva prima Rossana, è che il costo del lavoro deve essere quello previsto dalla legge e dai contratti. Quindi l'agenzia non può guadagnare sul costo del lavoro, deve mettere in conto un qualcosa in più all'utilizzatore oltre al costo del lavoro che deve essere quello di legge. Poi abbiamo la telefonata, quindi come funziona questo affitto del... Allora, chiarito questo, l'affitto di lavoro può essere o a tempo determinato, cioè io acquisto il lavoro dal lavoratore e lo rivendo per un certo periodo, cioè io vado dall'impresa, faccio un contratto per cui l'impresa mi dice a me mi serve il lavoro per un mese, allora io faccio il contratto con l'impresa, a fronte di quel contratto lì assumo il lavoratore per un mese e lo mando a lavorare per un mese. Oppure posso decidere che quel lavoratore ha una professionalità altissima, per cui io sono sicuro che riesco a venderlo sempre, e a quel punto lo assumo io, agenzia a tempo indeterminato, e lo mando a lavorare man mano che riesco a venderlo, usiamo sempre questa parola bruttissima, lo mando a lavorare un mese da una parte, un mese dall'altra, un mese da quell'altra, ok? Oppure parlo con l'utilizzatore il quale mi dice guarda io quel lavoratore lì lo vorrei per sempre a tempo indeterminato, però non posso assumerlo io per motivi miei. Uno dei motivi classici è non aumentare il numero e quindi non fare i passaggi da artigianato a industria, per esempio, no? Perché i lavoratori che prende in affitto non contano. Sì. E quindi dico all'agenzia, tu assumilo a tempo indeterminato e poi me lo mandi a lavorare da me a tempo indeterminato. Questo è lo staff leasing. Cioè assunzione Però aspetta, a tempo... lui fa... Cioè, l'agenzia... Poi porti pazienza qualche istante, arriviamo subito alla telefonata.
Io vengo assunto dall'agenzia di lavoro interinale a tempo indeterminato, Sì. vado a lavorare per quell'azienda di fatto sempre, ma sempre con tempi determinati. No, a tempo indeterminato. Indeterminato. Cioè praticamente continua. Questo è lo staff leasing. Ah, ok. Cioè io lavoro per quell'impresa a tempo indeterminato, ma non sono dipendente di quell'impresa, sono dipendente dell'agenzia. Questi sono i 3 tipi di lavoro, come dire, somministrato a tempo determinato e sia con l'agenzia che con Vediamo l'impresa. Luigi Tasinato, ragazzi, aiutatemi, prego. A tempo indeterminato con l'agenzia e determinato con l'utilizzatore, cioè io posso andare a lavorare su più aziende, oppure a tempo indeterminato sia per l'agenzia che con la missione in somministrazione. Cosa cambia? Cambia parecchie cose. Per esempio, il tempo determinato è un tempo determinato. Io so che lavoro per mese, punto. Il tempo indeterminato con l'agenzia e tempo determinato con la missione, so che posso avere dei buchi in cui non ho il lavoro e in quel caso lì non prendo l'intero stipendio, ma prendo un'indennità che si chiama indennità di disponibilità perché sono a disposizione, certo. e che è però metà dello stipendio. Quindi non figura comunque, essendo a tempo indeterminato per l'agenzia, ma lavorando a tempo indeterminato per quell'impresa, non risulta dipendente di quell'impresa. No. Ecco, se invece sono il terzo a tempo succede quello. Io sono comunque a tempo indeterminato per l'impresa e quindi non ho quei buchi di lavoro, però non sono dipendente dell'impresa, sono dipendente dell'agenzia. Allora, telefonata da casa, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chiedo scusa, però la settimana scorsa ho fatto una domanda al dottor Paolino e lui è partito per la tangenziale. Ora che sono nuovi, chiedo a loro il discorso, se mi possono chiarire. Il POS, se un dentista, se un meccanico, se un idraulico mi fanno un coso di 1.000 euro e me ne chiedono 700 senza POS, io accetto, ma se io potessi scaricarlo sulla dichiarazione dei redditi, no, ma guardi, avrei. Io ho capito, sì, mi ricordo molto bene, lei chiama da Udine. Sì, sono d'accordo, però volevo sapere dai signori nuovi qui cosa rispondono. Allora, guardi, francamente io credo che forse saremo tutti d'accordo, no? Cioè, allora, io ho capito cosa dice lei, il cashback, eccetera, eccetera, o pagamento col bancomat e via dicendo, il ritorno di una quota di questo tipo, di questo denaro, però fino a un tetto massimo. Abbiamo visto l'esempio del Portogallo 1000 volte, anche ieri sera, no? Cosa succede? Si scarica tutto, anche lì scaricano tutto, quindi diventa ogni cittadino diventa di fatto un controllore anche del fatto che gli altri non evadano. Però anche lì c'è un tetto, allora quando finisce il tetto di quei soldini che mi possono ritornare dopo aver scaricato tutto nelle tasse, si partecipa a una lotteria, quindi c'è comunque un incentivo a continuare a farsi fare gli scontrini. È vero che rispetto a quello che dice lei, io posso avere comunque un vantaggio, cosa me ne frega che tra un anno mi tornino al massimo 500 euro. Pago subito molto meno il dentista, l'artigiano, eccetera, eccetera. Ci dimentichiamo una cosa, che questa cosa, per quanto la si faccia, tutti si dimenticano che è un reato. Nel senso che è un reato per l'imprenditore. Questa in effetti è la lettura più semplice. Per l'imprenditore, ma anche perché sono complici. Quindi io posso rischiare di fare tutto. È la lettura più determinante, certo. Però sappiate che state facendo un reato comunque, quindi ognuno poi sceglie di fare quello che vuole, insomma. Cioè, io ricordo, non siamo partiti per la tangente settimana scorsa, però è chiaro che ci sono, quello che propone il nostro amico da Udine è un passaggio successivo che chissà mai se arriverà anche nel nostro paese, che c'è già altrove. Ora ce n'è uno iniziale con il ritorno appunto dei soldini. Allora, Rossana, eravamo arrivati a te, dovevamo ricordare anche, legato a quello che abbiamo detto, la parte del welfare, che a cui hai fatto cenno prima, e quali sono le opportunità che hanno questo tipo di lavoratori. Allora, come dicevo prima, la somministrazione prevede welfare, un tipo di welfare particolare e tocca vari ambiti. Ad esempio, non tutti sanno che quando si ha il contratto di somministrazione si può accedere al rimborso di tutte le spese sanitarie fatte attraverso il sistema sanitario nazionale. Quindi tutte le volte che una persona ha un contratto di somministrazione e va a farsi delle analisi del sangue all'ospedale o in centri convenzionati, quindi anche qua è importante sottolineare questa cosa perché
Ebitemp, che è il fondo che si occupa appunto di welfare della somministrazione, tenta di incentivare il fatto che le persone utilizzino il sistema sanitario nazionale. Il rimborso di queste spese sanitarie è al 100%. 100%? Sì. Cioè, se una persona fa delle analisi del sangue all'ospedale e ha un contratto di somministrazione in corso o anche cessato, perché la copertura assicurativa copre anche i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, e viene allo sportello NIDIL che noi abbiamo su tutto il territorio, viene inoltrata la pratica al fondo Ebitemp e riceve il rimborso direttamente sul suo conto corrente del 100%, prestazioni fatte col ticket, quindi non prestazioni private o prestazioni fatte in libera professione, per capirci. I rimborsi al 100%, ovviamente poi queste spese non possono essere messe a 7,30, però rispetto al 19% che una persona potrebbe prendere col 7,30 prende il 100%. Questa è una delle cose fondamentali che una persona deve sapere. E che credo che non sappiano in no. tanti. Oppure quindi... c'è il buono libri, cioè chi ha figli a carico anche al 50% e lavora con la somministrazione ha diritto di accesso a una sorta di, viene data una cifra, una tantum di una volta all'anno, un contributo che adesso è di 150 euro, probabilmente dall'anno prossimo si alzerà, 150 euro se il figlio ha carico al 100% che fa una scuola primaria o secondaria. Quindi io ho il bambino che va alle medie, sono in somministrazione, faccio la domanda di, di contributo e mi danno 150 euro per le spese di cancelleria. Dove si fa la domanda? Da noi. Da Sugli voi. sportelli? Gli sportelli nostri di NIDIL. Cioè queste sono le due cose che Ma poi secondo ci voi sono. le agenzie veterinari le dicono queste opportunità? Alcune sì, alcune no, nel senso che, voglio essere ottimista, cioè in genere vengono dati degli opuscoli che poi ovviamente... Che siano informativi. Sì, poi è difficile, c'è anche un sito, però non è propriamente intuitivo e quindi magari è più complicato. Poi, ripeto, se questi somministrati vengono da noi in CGIL, queste informazioni le vengono date più nello specifico. Ci sono altri tipi di sostentamenti, ci sono il sostegno alla maternità, ci sono anche dei piccoli prestiti e altre cose, spese odontoiatriche, quindi anche spese dentistiche, la procedura Ma un po' anche più lì il complicata. 100% no. No, lì c'è un tetto di 2.000 euro. Un tetto di 2.000 euro Però, all'anno. Sì, però è possibile che, ad esempio faccio per dire, una persona lavora in somministrazione 2 mesi, 3 mesi, a un certo punto si fa la pulizia dei denti, quella le viene rimborsata. Certo. Quindi sono comunque soldi che una persona risparmia nel panorama per cui è in somministrazione, quindi magari a tempo determinato, eccetera, ha però questo tipo di agevolazione. Altra cosa che volevo aggiungere riguarda invece non Ebitemp, che ha anche un'altra serie di cose, ho detto quelle più importanti, riguarda Formatemp, cioè l'ipotesi in cui un lavoratore finisce di lavorare. Una volta che finisce di lavorare, se ha maturato le 13 settimane, accede alla disoccupazione. Se in somministrazione accede anche a un altro tipo di sussidio e si divide in due tipi di sussidio con 2 cifre diverse. Un lavoratore che ha almeno 90 giorni di anzianità e uno che ne ha almeno 110 giorni e sia disoccupato da almeno 45 giorni in entrambi i casi. Quindi facciamo il primo esempio, 90 giorni, sono disoccupato da 45 giorni, al 46esimo giorno posso inoltrare la domanda di sussidio che ad oggi è di 780 euro. Durata? No, una tantum. Se invece faccio 110 giorni di lavoro ho un sussidio di 1.000 euro. Però la cosa importante da dire è che questo sussidio può essere chiesto anche se io percepisco NASPI. Cioè si aggiunge? Sì, è aggiuntivo. Cioè non è che se io sono stato in somministrazione prendo NASPI allora non posso prendere il sussidio, prendo anche il sussidio. Scusa, ti faccio un esempio, allora chiaramente io lavoro a tempo determinato in quel caso o indeterminato vengo e finisce il mio rapporto di lavoro, sempre vengo con l'agenzia, licenziato. specifichiamo. Sempre passando tramite agenzia? Sì. Perché Cioè, quindi qua si aggiunge... ho capito. Cioè si possono sommare i due interventi? Sì. Cioè io ho l'ammortizzatore sociale. Ha una durata che è di adesso... Dipende da quanto ho lavorato. Dipende da quanto ho lavorato. Cioè è un massimo di 2 anni. A questo contributo della NASPI si può aggiungere l'una tantum che diciamo prima. Allora, abbiamo sforato. Pubblicità e poi sento squillare ancora il telefono, quindi sentiremo altre chiamate da casa. Tra poco. Hanno perso, certo.
Allora, torniamo in diretta, ore 13, mi raccontavo un altro episodio, adesso lo citiamo in questa ultima parte. Però c'è la telefonata che avevo intuito. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo da Mogliano Veneto. Buongiorno. Prego. Volevo fare due domande. La prima, io sono un lavoratore disoccupato, ho 47 anni in regime di NASPI. La prima è se il datore di lavoro mi assume, se è vero quello che ho sentito, che se mi assume a tempo indeterminato nella durata della NASPI ha un risparmio, ha uno sgravio fiscale. E la seconda è se secondo voi effettivamente il centro per l'impiego come è strutturato adesso funziona bene, perché a mio modo di vedere... Domanda da $1 milione. No, allora, sulla NASPI non so se risponde Luigino Tasina, però sono sicuro di una cosa: se lei avesse invece il reddito di cittadinanza, lo sgravio ce l'avrebbe per i restanti mesi fino ad arrivare a 18, il datore di lavoro, no? Se lo ricorda l'intervento del reddito di cittadinanza, che però è altra cosa. Vuole fare un'altra domanda? A posto così? No, a posto così, grazie. Allora ascolti Tasinato. Allora, proviamo a capire. Gli sgravi Cioè, io imprenditore vado ad assumere questo nostro telespettatore di Mogliano che dice io prendo la NASPI, ha un vantaggio l'imprenditore. Gli sgravi c'erano fino a quando non c'era la NASPI, nel senso che con le disoccupazioni, con le cose. Poi con la legge che ha introdotto la NASPI, gran parte degli sgravi sono stati tolti, perché la NASPI è una disoccupazione non fissa ma una disoccupazione modulare, e quindi mentre gli sgravi erano fondati su una base, se io sono l'INPS che do gli sgravi e dico tu ogni volta che finisci di lavorare hai diritto a 8 mesi di disoccupazione, tu ti occupi prima, io risparmio 6 mesi di disoccupazione, a quel punto ho i soldi per dare lo sgravio. Da quando è arrivata la NASPI, che quei 6 mesi me li metto da parte io lavoratore perché li uso dopo quando ho finito di nuovo di lavorare, l'INPS non risparmia più, non ha più una banca, e quindi non c'è più stata finanziata, diciamola così, la forma di sgravio del lavoratore. Rimaneva qualcosa sul tempo indeterminato, però non è appetibile e poi bisognerebbe trovare quell'impresa che assume direttamente a tempo indeterminato il lavoratore, cosa molto complessa. Sì, certo, a meno che non vada a rivolgersi al centro per l'impiego, che è la seconda parte che ci sono invece delle deroghe cosiddette normative. Per esempio, quello che dicevo prima dei 12 mesi della durata del contratto a termine, si può essere esonerati da quel vincolo se si è, per esempio, lavoratori svantaggiati, cioè disoccupati da più di 6 mesi, oppure se ci sono alcune categorie di lavoratori, fra cui fanno parte i disoccupati, che possono essere derogati da quella. Quindi in teoria il datore di lavoro che assume lei potrebbe assumerlo per più di 12 mesi, sempre a tempo determinato. Non so se è un vantaggio o no, perché poi lavorare è meglio che non lavorare, però ecco, queste sono le deroghe. Un flash, dal punto di vista economico non mi risulta ci siano vantaggi in questo momento. Davvero, Luigi, perché è una telefonata. Primo, chiede sul centro per l'impiego non lo so. Io ho un grosso rispetto per il centro per l'impiego e per la struttura pubblica di collocamento. Quello però che i dati di fatto dicono oggi, purtroppo, è che oltre il 90% del collocamento passa attraverso il collocamento privato, che sono le agenzie di somministrazione. Questa è purtroppo la realtà. Si vocifera tanto che si stanziano soldi per sistemare. Io conosco personalmente gli operatori del centro che fanno i miracoli qualche volta, ma non hanno la struttura, i fondi, non hanno le risorse per poter competere con un collocamento privato che invece... Adesso ci sono i navigator. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alfredo da Padova. Prego, Alfredo. Io sono del 52 e ho iniziato a lavorare con le prove dal 67, però ufficialmente dal 68. Ora, il problema è che ho lavorato 38 anni come dipendente, 26 anni come dipendente, 13 circa come autonomo, e poi faccio un altro lavoro, ho fatto un altro lavoro ancora. E io
non ho ancora la pensione. Dopo circa 50 anni che faccio contributi, che verso contributi. No. Io ho le prove che l'INPS di Padova ha nascosto la mia pratica, va bene, l'ha nascosta perché io ho fatto delle domande, loro mi hanno risposto in maniera, diciamo, non pertinente. Ho cercato un avvocato che mi facesse la causa e non riesco a trovarlo a Padova, quindi vorrei un appuntamento con voi di Treviso per vedere di trovare una soluzione. Allora Alfredo, d'altronde, come ho detto prima, noi dobbiamo restare a quello che lei ci racconta e non sappiamo ovviamente l'altra parte, quindi dobbiamo dissociarci da un'accusa precisa che lei, ecco, questo per correttezza lo devo dire. Lei dice ha fatto, Certo. è del 57 ha detto? 52. È del 52. Allora, e dice ha fatto 26 anni da dipendente, 13 da autonomo e adesso? Adesso ne ho fatti altri 7-8 come un altro lavoro, però mi hanno messo allora, prima come dipendente, poi come artigiano e adesso come gestione commercianti. Va bene? Ecco, e adesso sono indietro anche con i pagamenti perché non ho Sono più 46 anni. 46 anni di lavoro. Quasi 50 sono. Dipende i 13 come sono stati fatti però. Lei del 13 mi ha detto che ha fatto lavoro autonomo. Sì. Lavoro autonomo vuol dire come titolare di impresa, magari industriale, o come lavoratore che versava i contributi? Artigianale. Quindi lei era iscritto alla gestione artigiani? Ero iscritto, poi mi hanno messo, ho fatto un'altra attività e mi hanno iscritto da autorità come commerciante. Sì, ho capito, ma sempre versando la contribuzione, perché il lavoro autonomo è una parola che comprende tanta. Se io apro una SRL e faccio l'imprenditore, non sono obbligato a versare i contributi. Se non verso i contributi... No, un SNC. Sì, ma lei ha fatto un suo estratto conto e trova i contributi versati? Ma certo Di quei 13 anni, questa è la domanda, di quei 13 anni. Sì, Okay. Addirittura io, allora pensate che io ho fatto io già nel 2009 avevo diritto di andare in pensione, nel 2011 ho fatto una domanda di contribuzione volontaria perché pensavo che... Allora Alfredo... Le conviene andare al patronato Inca Esatto. a Padova e fa la verifica contributiva. Vedrà che le Ma dicono... sono loro che hanno sbagliato tutto, signori. No, non l'Inps, qui parla di patronato Inca sindacale. CGL. No, l'Inca, è proprio l'Inca che ha sbagliato, l'Inca CGL. Che ha sbagliato? Non si può sbagliare. Ha Se ci sbagliato sono i contributi tutto, ci sono, se non ci sono non ci sono. Allora- L'Inca non può sbagliare su questa cosa. Potrebbe essere che qualcuno nel corso della sua vita, come purtroppo è successo a me per 1 anno e mezzo, Non l'ha abbia assunta versato. e non le ha versato i contributi. Questo è il In tema. questo caso, purtroppo, bisogna intervenire entro i 10 anni della prescrizione, altrimenti sono persi. È successo anche a me per 1 anno e mezzo che faccio il sindacalista, quindi pensi. Allora, lì purtroppo non ci fa niente nessuno, ma è la legge. Capisce? Quindi quello che potrebbe essere, però vado a tentoni, successo è che lei dice che ha lavorato tutti questi anni, ma in realtà Bisogna vedere se figurano i i contributi non le sono stati versati. Alfredo, ci faccia sapere poi anche nelle prossime settimane, purtroppo io ho già sforato, dobbiamo chiudere. Grazie Luigi Tasinato, Rossana Careddu, ci vediamo la prossima volta, ricordiamo ma solo un flash perché quella cosa mi ha colpito, 100% di rimborso per i lavoratori somministrati alle spese sanitarie con ticket, Sì. e questo magari non lo sanno. Sì. Spese odontoiatriche 2.000 euro per 12 mesi. Cosa importante che non ho detto, riguarda anche i familiari a carico. Ah, ecco, questo è anche un dato importantissimo. Grazie per averci seguito, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali, poi questa sera 20:10. Grazie.